C'entro anch'io, c'entro anch'io. Rieccoci a Centro Anch'io, vi presentiamo anche oggi un'opera conservata nel Museo Diocesano della nostra città e nella fattispecie è un olio su tela del Moretto, Madonna con il Bambino in gloria, San Francesco, San Michele Arcangelo e un donatore. Restate con noi. Prima di passare nelle collezioni civiche nel 1868, il dipinto si trovava, come altre opere di Moretto, nella chiesa cittadina di San Giuseppe. In alto, assisi in un trono di nuvole, sono raffigurati la Vergine e il Bambino, quest'ultimo gioco con un pomo, mentre la madre volge lo sguardo verso l'Arcangelo Michele che presenta un membro della famiglia Luzzago. Accanto a loro sulla destra è collocato San Francesco, il quale regge una croce in un atteggiamento di contemplazione. La figura del donatore rivela le grandi capacità ritrattistiche di Moretto e la sua abilità nella resa quasi tattile dei tessuti. Lo sfondo è occupato da uno scorcio paesaggistico di ascendenza veneta dal misurato valore cromatico. Il modo di dire di oggi simpatico, come tutti quelli che stiamo trattando in queste puntate veneziane, Genaso de Piombel Cervel, detto come sempre in modo non molto elegante ad una persona. Vediamo come sono andate le cose in Laguna. Madeleine e Ines, qui a Venezia e dalla Francia. Vous arrivez d'où? Quale posto della Francia? Che paese? Bordeaux. Bordeaux. Sì. Et vous êtes à Venise pour Les vacances. una vacanza a Venezia da Bordeaux. Beh, verremo anche in Francia magari un giorno a proporre i nostri modi dialettali. Intanto facciamo questo. Questo è dialetto bresciano, noi siamo di Brescia. Prova a leggere Madeleine. Ge, nat, zo, So, sì, benissimo. de piombe, El cervel. Il cervello, mamma quanto è bello il cervello francese, le cervello, che bello Madeleine. Sì, est-ce que tu as compris quelque chose? No. Cervello. Le cervello. Cerveau in French. Cerveau in francese. Qui impariamo qualcosa anche noi. Bene, a me manca il cerveau. Je n'ai pas de cerveau. Siamo in compagnia di Emily, ma Emily sei una bella ragazza grintosa, piacevole, allegra. Certo che sì, insomma. Brava. Poi bisogna... Senti Emily, qual è il segreto di tutta sta vivacità che c'hai addosso? Che è una cosa bella per cui ti faccio complimenti. Anni, sono giovane, sprizzante. E sei pure fidanzata. No, sono single. Ma una così lo trova facilmente, cara Emily. Tu sei veneziana? E mestrina, qui vicino. Come te la cavi col dialetto bresciano? Tu Brescia la conosci? L'hai mai girata? L'hai visitata? La conosci? In realtà no, ho vissuto a Monza, ma non è che... Niente. Amici bresciani, fidanzati, ex fidanzati, niente. No, niente di niente. Emily, vieni a caccia a Brescia perché guarda che c'è una bella fauna. Sì? Dai, magari prossimamente facciamo un giro. Senti Emily, prova a leggere questo modo di dire in dialetto bresciano. Genat zo de piombe. E il cervello. Brava Emily, ti sei impegnata e hai dato dei buoni risultati. Hai capito qualcosa? Simile ai veneziani. Allora forse hai capito qualcosa. Che naso de piombe il cervello. Che vorrà... Il cervello secondo me è il cervello. Brava Emily. È il cervello, no? È nato zo de piombe. Non lo so, questo non lo so. Allora lo spieghiamo Emily in tua compagnia. Genaso de piombo il cervello è andato giù dal filo a piombo, praticamente è squilibrato, detto di una persona poco equilibrata, il cui cervello è andato fuori asse, insomma fuori fase. Il cervello c'ero, dai, col cervello sei stata brava e simpatica. Da Venezia è tutto, alla prossima, ciao. Canta in coro, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare.